Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Liozzo e benvenuti a Piano Romano. Questo è il Palapertini, questa è Roma Bitonto, super sfida della 17ª giornata della Serie A Tesis. Seconda contro terza, spettacolo garantito quest'oggi tra due super formazioni che intanto si salutano in mezzo al campo. Noi andiamo a scoprire i quintetti di partenza. Partiranno dall'inizio le due ex di questo match, vale a dire Tampa da una parte e Brunigna dall'altra. E allora scopriamo insieme le scelte dei due allenatori. Women Roma con Sestari tra i pali, in mezzo al campo Tampa, Narcisi, Vanelli e Neroni. A disposizione di Seri Gagliardo anche Ceccobelli, Bertè, Praticò, Lucentini, Acquafredda, Masini e Farinelli. Fuori ovviamente Cortés. Risponde il Bitonto con Torma tra i pali, in mezzo al campo Diana Santos, Cenedese, Brunigna e Nusileia. A disposizione di Cataldo, Guarino, anche Ghilardi, Nicoletti, Abbadessa, Grieco, Di Vincenzo, Valenzano e Coda. A dirigere l'incontro Andrea Cini di Perugia e Gianluca Rutolo di Chieti. Al cronometro Alessandro Crolla di Roma 1. Si carica la Roma, si prepara anche il quintetto del Bitonto. Grande match, Fari puntati sul Palapertini per questa 18ª giornata, la 7ª di ritorno. Bitonto con il completo verde, la Roma con il classico completo di casa con inserti gialli, numeri gialli sulla schiena, e poi il resto tutto rosso, giallo e rosso a brillare qui a Fiano Romano per una Roma seconda in classifica con 45 punti. Oggi vuole blindare la piazza d'onore scacciando via il Bitonto, attualmente terzo a -7 in classifica. Quintetti sul rettangolo di gioco, ci siamo quasi, si avvicina il fischio d'inizio. Andrea Cini a parlare con Seli Gagliardo. Sarà il Bitonto a dare il via a questo match. Bitonto che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. C'è la regina Lusileia sul punto di battuta nel cerchio di centrocampo. Immortale Lu, la numero 10, campionessa del mondo con il suo Brasile, come Diana Santos e come Tampa. Il capitano darà il via a questo match. 19 gol in campionato per Lusileia, miglior marcatrice del Bitonto. 19 gol come quelli di Tampa, miglior marcatrice della Roma. Fischietto in bocca, si comincia. Lusileia all'indietro, Diana Santos, pallone sulla sinistra.
la pressione immediata di Vanelli a ostacolare il possesso palla di Brunigna, che però si prende il fallo laterale. E allora ancora Bitonto con Torma invitata a salire, avanza la numero 23 che supera il centrocampo, cerca ma non trova Diana Santos. Cenno d'intesa tra l'ungherese e la brasiliana, rimessa Roma e primo possesso giallorosso dopo 15 secondi di gara. Tampa, Narcisi, Vanelli, può puntare Vanelli, pronto il raddoppio, Vanelli chiede aiuto a Narcisi che controlla male e allora rimessa laterale per la squadra di Cataldo Guarino, al primo anno su questa panchina. Ha già portato a casa un trofeo, vale a dire la Supercoppa conquistata sul campo del Falconara al Palabadiali 6-3, terza Supercoppa di fila per il Bitonto, non era mai successo prima e questo testimonia la dimensione del club pugliese che ha scritto pagine memorabili del futsal femminile. Un grandissimo Bitonto che vuole provare a riaprire il discorso secondo posto. Vediamo cosa accadrà oggi. Lusileia, controllo, scarico all'indietro, ancora Lusileia che ricomincia da Diana Santos, pallone per Cenedese che vuole cambiare lato, recupera la Roma per un attimo, poi Diana Santos atterrata da Neroni e allora calcio di punizione, primo fallo del match, possesso ancora per la formazione pugliese. Buon impatto del Bitonto con personalità, la squadra di Guarino. Il tentativo adesso di Diana Santos sulla destra, rimessa laterale per la Roma. Se n'è andato il primo minuto, possesso giallorosso adesso con Vanelli sulla destra, cercata ma non trovata Tampa che si dispera e allora rimessa verde, profondità, Lusileia vuole girarsi, difesa del pallone, raddoppio, poi sono in tre, la fermano con Narcisi che vuole allontanare la minaccia, trova Vanelli, fermata da Diana Santos, poi recupera Vanelli, un po' di confusione, testa di Neroni, Tampa mette ordine, Narcisi accelera sulla destra, va da Vanelli, tocco di ritorno, Narcisi, la prima conclusione del match, palla sul fondo, reclamava il pallone Tampa sulla sinistra, ha cercato la conclusione Narcisi, rimessa con le mani per Torma che va da Lusileia, adesso il tentativo di Cenedese, rimessa laterale per il Bitonto, reduce dal 6-2 interno contro l'Audace. Cenedese con il mancino strozzato e allora nessun problema per Sestari che andrà con le mani a rimettere in gioco il pallone. Servita Tampa, fuori classe assoluta Tampa, sfida la regina Lusileia, poi Vanelli incrocia con il destro, controlla Torma, ancora Roma, secondo tentativo sempre dalla destra, prima Narcisi, adesso Vanelli, in entrambi i casi palla fuori. Neroni termina a terra, il possesso però è della Roma, allora si prosegue con Narcisi, chiusa Lusileia, va da Diana Santos, la 7 controlla male e allora rimessa dal fondo. Intensità in questo avvio di match, 2:32 sul cronometro, 0-0 al Palapertini qui a Fiano Romano in questa settima di ritorno, la 18ª giornata della Serie A Tesis. Tampa vince il rimpallo, Tampa giocata, termina a terra, fischia il direttore di gara e allora arriva il primo calcio di punizione per la Roma, parità assoluta nel punteggio, 0-0 nei falli, 1-1, equilibrio in questo avvio di gara. Seconda contro terza, 7 punti a dividere queste due squadre, con la Roma che oggi vuole blindare il secondo posto e rispondere ancora una volta all'infinito CMB. 18 successi di fila per la corazzata lucana. Adesso seguiamo Bertè
Attenzione alle palle inattive, attenzione alla numero 8, reduce dal raduno con la nazionale italiana. Bertè si allontana. Vanelli Tampa con il destro sopra la traversa, controlla Torma e allora andrà con le mani l'estremo difensore ungherese che gioca corto per Cenedese. Pallone regalato a Bertè, Bertè le finte, Vanelli suolata, rimedia Diana Santos, ha rischiato il Bitonto, non ne ha approfittato la Roma in questo duello tra numeri 8 Cenedese contro Bertè. Adesso Vanelli chiama in causa Sestari, avanza il portiere, Sestari con i piedi, supera il centrocampo, sempre la numero 1 dell'Italia, miglior portiere del mondo. Sestari carica il destro, palla fuori e allora Torma vuole battere velocemente, cerca Lusileia, controllo volante che non riesce e allora rimessa Roma. Vanelli, Bertè, Ceccobelli, eccolo il capitano che va da Bertè, poi cercata Tampa, rimessa Bitonto. Partita bloccata in questo avvio, si studiano le due formazioni, un paio di tentativi della Roma ma nessun problema per Torma. Adesso Cenedese, Diana Santos in profondità, pallone interessante, Brunigna però lo consegna a Ceccobelli che va da Vanelli, sulla sinistra Vanelli, pallone per Tampa, Torma, grande lettura e allora Diana Santos via lontano nel vuoto senza Fronzoli, chiede scusa poi la numero 11 mentre entra in campo Greta Ghilardi. 13 gol per lei in questo campionato, grande impatto. Lusileia, errore, Sestari. Dicevamo di Ghilardi, 6 gol nelle prime 6 giornate, 13 in totale. Rischia Tampa, perde un brutto pallone, Diana Santos in mezzo per Lusileia, la sblocca la regina e avanti il Bitonto sul campo della Roma, 0-1 dopo 5 minuti di gara. Lusileia, sono 20 in campionato, l'errore di Tampa, la regina non perdona e avanti la squadra di Guarino. Tampa praticò, Sestari, letale, 1-0 Bitonto. Vediamo come reagisce la Roma che adesso prova con Sestari, tanto spazio, destro, puntata alta sopra la traversa, Torma velocemente sulla sinistra per Grieco che punta, se ne va, mette in mezzo la chiusura di Praticò, ma ancora il Bitonto con Diana Santos, poi Brunigna, ex dell'incontro, punta, salta Praticò, mette in mezzo, si prende il calcio di punizione, punizione Roma già battuta. Allora Tampa controlla male, protesta intanto il Bitonto. Cenno d'intesa tra Grieco e il direttore di gara, possesso verde con Torma, anche lei a gestire con i piedi, lancio per Grieco, Ceccobelli, qualità, grande uscita del capitano che rischia qualcosa ma riesce a servire Praticò, poi Bertè, la porta la numero 8, va da Tampa, si torna da Bertè, con l'esterno Praticò, spalla alla porta, fermata ma ancora Roma. Tampa, Ceccobelli in avanti, lascia passare Diana Santos, facile, comoda la presa di Torma che ha già servito Ghilardi. Diana Santos sulla destra, poi il tocco di Bertè che mette in fallo laterale. Brunigna, Ghilardi, Diana Santos. Brunigna contro Tampa, le due ex
fuori Brunigna, dentro Nicoletti. Bacheca infinita, stracolma di trofei per Susi Nicoletti. Torma avanza, profondità, Grieco, controllo, punta, scarico all'indietro, Diana Santos, Ghilardi, Diana Santos, fuori di poco, costruita benissimo dal Bitonto questa chance. Sta giocando bene la squadra di Cataldo Guarino, ovviamente galvanizzata dal vantaggio firmato Lusileia. Praticò, rischia, fermata, Ghilardi, Diana Santos in due tempi sestari, che poi ne approfitta per guadagnare metri. Va da Narcisi, è partita, praticò, cercata, Torma, poi Narcisi, un po' di confusione, Nicoletti mette ordine, ma tocca per ultima il pallone, rimessa laterale per la Roma, sotto di un gol qui al Palapertini. Situazione insolita per le ragazze di Seli Gagliardo, fin qui protagoniste di un grande campionato. Grieco prova a far valere la sua qualità, va all'indietro da Diana Santos, apertura sulla destra per Ghilardi, con calma la 3, Diana Santos, Nicoletti, spalla alla porta, a terra, non c'è nulla per il direttore di gara, allora rimessa a Roma già battuta. Narcisi rischia, aggredita da Grieco, Diana Santos batte velocemente, Grieco tra le braccia di Sestari che va a lungo per Praticò, controllo con il petto, tentativo di giocata, Ghilardi attenta, precisa, puntuale, riparte anche la numero 3, poi Grieco si prende il fallo laterale che verrà sfruttato con il time out chiesto da Cataldo Guarino. Allora, piccolo riepilogo, sono trascorsi 7 minuti e 23 secondi e avanti il Bitonto per 1-0 sul campo della Roma. Fin qui decide la regina Lusileia. Riprende il gioco Diana Santos, Torma, titolare della nazionale ungherese. Bella sfida anche tra portieri quest'oggi. Rischia Vanelli, Grieco recupera, Grieco con il destro, Bertè respinge, Diana Santos difende il fallo laterale. Un derby per Alessia Grieco che è sbocciata con la maglia della Lazio. Continua a segnare anche con il Bitonto. 12 gol in questo campionato per la giovane giocatrice romana, cresciuta con il mito di Alessandro Del Piero. Juventina sfegatata lei, giocatrice di qualità assoluta. Bertè, Vanelli, fermata da Ghilardi, fermata anche lei, ma c'è Grieco, Diana Santos aggredita senza paura la 7 che però non trova Nicoletti, rimessa a Roma in zona d'attacco. Bertè in mezzo, Torma allontana, Grieco rischia, Vanelli murata, poi Bertè fuori, occasione Roma. 11:40 all'intervallo e avanti il Bitonto sul campo della Roma. Torma, Ghilardi, Roma alta a pressare.
Ghilardi in fallo laterale. Narcisi sul punto di battuta, posiziona il pallone, poi lascia l'incarico a Vanelli, deviazione di Diana Santos e palo clamoroso della Roma qui vicina al gol su palla inattiva. Vanelli con il mancino, poi Narcisi con il destro, si salva il Bitonto che adesso sta ballando un po' in difesa. Pallone sul soffitto del Palapertini e allora ancora possesso giallo-rosso con le ragazze di Seli Gagliardo che stanno premendo a caccia del pareggio. Secondo attacco in campionato, 74 gol per la Roma, migliore difesa con appena 30 reti subite. Grieco la porta, illumina per Ghilardi che calcia male con il destro, nessun problema per Sestari. Bertè, Vanelli con il destro incrocia, palla fuori, ha controllato Torma che adesso andrà con le mani a rimettere in gioco il pallone a 11:03 dall'intervallo. Gioca corto il portiere per Grieco che sbatte su Vanelli, rimessa laterale nero-verde con Nicoletti sul punto di battuta. Si ricomincia da Torma, avanza senza paura, poi Lusileia, Ghilardi aggredita, Nicoletti trova Grieco, di prima per Lusileia anticipata da Tampa, poi Nicoletti, lancio tra le braccia di Sestari. Tampa che ha qualcosa da farsi perdonare, suo l'errore da cui è nato il vantaggio del Bitonto. Neroni, Vanelli, Ceccobelli, Tampa, chiusura del Bitonto, Ghilardi bene nel traffico, poi rischia ancora Ghilardi, fermata. Ceccobelli, Neroni, Vanelli sulla sinistra, vuole puntare, cambia passo, Nicoletti, lettura da professoressa, calcio d'angolo secondo il direttore di gara, qualche dubbio, protesta infatti Nicoletti. Il rimpallo sembrava aver condannato Vanelli, la pensa diversamente il direttore di gara, allora corner per la Roma con Ceccobelli che scucchiaia, lettura di Ghilardi, poi ripartenza di Lusileia e chiusura di Tampa. Praticò, carezza al pallone, Vanelli, giocata, Vanelli con la puntata, palla fuori, ha cercato la soluzione di qualità Vanelli che adesso si accomoda in panchina, al suo posto Bertè, mentre siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, 9:48 al termine. Tampa sul soffitto del Palapertini, poi pallone in tribuna e adesso rimessa per Cenedese che ricomincia da Nicoletti. Ancora più indietro per Torma, il 23, in avanti Ceccobelli, pallone buono per Praticò, giocata su Grieco, Torma la legge bene. Ceccobelli, fase favorevole per la Roma che vuole il pareggio. Bertè, raddoppio, chiusura di Nicoletti in fallo laterale. Bertè, Ceccobelli, torna dalla numero 8, di nuovo il capitano che si prende il calcio d'angolo. Ceccobelli velocemente, Bertè per Tampa, Torma alza sopra la traversa, conclusione improvvisa di Tampa, se l'è cavata Torma, si resta sull'1-0 per il Bitonto, ma adesso spinge la Roma a testa bassa. Bertè a cercare Tampa, costretta però a ragionare. Bertè chiusa in fallo laterale da Brunigna. 9 minuti esatti all'intervallo. Tampa prova, Lusileia in fallo laterale.
Tampa, lancio testa di Brunigna. Allora ancora Roma capace di imporsi all'andata, 3-2 in trasferta. Tampa, potente deviazione, angolo. Dicevamo del 3-2 giallo-rosso all'andata, doppietta di Bertè, gol di Praticò, inutile la doppietta di Alessia Grieco per il Bitonto. Bertè in mezzo, chiusura, altro possesso per la Roma. Bertè, controfallo. Respira il Bitonto che sta soffrendo in questa fase, ma sta difendendo il gol di Lusileia, arrivato dopo 4 minuti e 20 secondi. Eccola Lusileia, anticipata da Tampa, fallo laterale ancora per la squadra ospite. Diana Santos coinvolge Torma, che allarga sulla destra, Cenedese male di prima. E allora Sestari con le mani per Ceccobelli, 8:30 all'intervallo, avanza il capitano giallorosso, reduce dalla prima chiamata azzurra, 5 giallorosse in nazionale nel raduno di Roma, il primo del 2026 per le ragazze di Francesca Salvatore. 5 giallorosse, 2 giocatrici del Bitonto, vale a dire Grieco e Ghilardi. Cenedese in avanti per Lusileia, controllo, apertura, conclusione, Sestari a dire di no, poi altra conclusione, palla fuori sul mancino di Diana Santos, torna a fare paura il Bitonto. Tampa, tocca Lu e allora rimessa Roma. Bertè, Ceccobelli, Praticò, Bertè, Praticò, Bertè, Praticò, sulla destra cerca lo spunto, trova la chiusura e il tocco e fallo laterale di Brunigna. Fuori Ceccobelli, di nuovo Narcisi in campo, sarà lei a battere questa rimessa laterale. Cercata e trovata Tampa. Narcisi punta, giocata, pallone in mezzo e grande tocco di Praticò che ristabilisce la parità. 1-1 al 13° del primo tempo. In campionato per Silvia Praticò, ma che giocata di Narcisi, spunto sulla destra, pallone in mezzo e poi il fiuto per il gol della 10, equilibrio che torna al Palapertini. Tampa in avanti a cercare la velocità di Narcisi, Torma esce, blocca, serve Diana Santos, fermata da Vanelli in fallo laterale. 7:11 all'intervallo, parità ristabilita qui a Fiano Romano in questa settima di ritorno, la 18ª della Serie A Tesis, se preferite la quintultima della regular season. Lusileia sulla sinistra, mette in mezzo, Sestari salva su Diana Santos, reazione importante del Bitonto e ovviamente c'è la giocata di Lusileia, pallone in mezzo, Vanelli allontana, Torma avanza con la suola, con il mancino, palla fuori, Sestari per Tampa. Vanelli sulla sinistra, finte, Vanelli con il destro, Torma la tiene senza problemi. Brunigna trova un buon pallone per Grieco, si distende il Bitonto, Grieco per Brunigna, rimessa dal fondo, Brunigna si è fatta male e la Roma con grande sportività si ferma, mettendo la sfera in fallo laterale. Tutti vanno a verificare le condizioni di Brunigna, come detto ex dell'incontro,
Si è rialzata la numero 11, nulla di grave per lei, che però va verso la panchina, è già pronta Ghilardi. E allora cambio per il Bitonto a 6:32 dall'intervallo. Parlano i due direttori di gara. Pallone che viene riconsegnato direttamente a Sestari. Qualche dubbio, però cambia poco, il possesso è della Roma. Neroni, Narcisi, Vanelli non può controllare, e allora rimessa per la formazione di Cataldo Guarino. C'è un problema vicino alla panchina del Bitonto. Campo bagnato, situazione pericolosa, e allora bisogna asciugare. Questa è la richiesta del direttore di gara Andrea Cini della sezione di Perugia. Quindi gioco fermo a 6:25 dall'intervallo, sul punteggio di 1-1, con il vantaggio di Lusileia e il pareggio di Praticò in questa settima di ritorno, 18ª della Serie A Tesis, seconda contro terza. Si riparte con Diana Santos, Ghilardi, Diana Santos, Ceredese, ha un po' di spazio sulla destra, avanza, si accentra ancora la 8, Ghilardi, poi Cenedese, Ghilardi vuole girarsi, tocca per ultima, possesso Roma. Gabby Vanelli, Neroni, Narcisi in avanti nel vuoto, controlla Ghilardi. Rimessa laterale che la numero 3 batte, trovando Diana Santos. Ghilardi aggredita, Diana Santos anticipata da Narcisi. Possesso comunque per la formazione pugliese, con Diana Santos che ricomincia dal suo portiere. Torma con i piedi, Ghilardi in avanti, Neroni per Vanelli, riparte la Roma, Vanelli va sola, conclusione, deviazione, calcio d'angolo. Approva questa soluzione Narcisi, che si era liberata sul secondo palo, ha fatto tutto da sola Vanelli. Corner Roma. Vanelli scucchiaia, tampa al volo, fuori. Torma con le mani, Ghilardi a controllare e a lanciare, Cenedese con il petto. Poi scarico all'indietro, Diana Santos, Ghilardi cerca ma non trova Grieco, fuori tampa, di nuovo in campo Praticò, autrice del pareggio. Gran tocco sull'assist di Narcisi. Bertè, Neroni, Praticò, aggredita, fermata da Diana Santos. Attenzione alla 7 che cerca Ghilardi, controllo, pallone che si è allungato, e allora calcio d'angolo. Diana Santos andrà lei, pronta la 7 per Cenedese che sbatte su Neroni. Ancora Bitonto a 301 secondi dalla sirena del primo tempo in equilibrio. Diana Santos, Grieco riceve, poi perde il tempo, bruciata da Neroni, Neroni fermata, e allora Grieco, possibile ripartenza per il Bitonto. Grieco, Ghilardi, tocco in mezzo, Bertè, e poi calcio d'angolo. Cenedese per Grieco,
che ricomincia da Torma, con calma il Bitonto, avanza la 23, profondità, Ghilardi di prima, bene per Grieco, finta, mancino, scivolata di Praticò che mette in calcio d'angolo. Grieco, Ghilardi è sola in mezzo, ignorata, Vanelli capisce ma non può evitare il fallo laterale, insiste la squadra ospite con Grieco. Ghilardi, controllo, mancino, Neroni, brava, poi Ghilardi va con il destro, colpisce male, rimessa dal fondo. 4 minuti 22 secondi all'intervallo, parità al Palapertini. Ceccobelli, Bertè, Vanelli sulla destra, duello con Grieco, poi Ceccobelli, ripartenza possibile per il Bitonto, ma Diana Santos non trova Grieco. Di nuovo Roma. 250 secondi all'intervallo, rimessa giallo-rossa con Tampa che va da Bertè, poi Ceccobelli, imposta il capitano, Ceccobelli, Praticò, Nicoletti recupera, Grieco per Diana Santos, Ghilardi con qualità, raddoppiata però fermata. Diana Santos, Nicoletti, Ghilardi. Diana Santos, Grieco sulla sinistra, con calma, senza forzare la giocata, la squadra di Guarino che la fa girare. Nicoletti spara alla porta, aggredita, fermata da Tampa. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione per la Roma, terzo fallo del Bitonto a 3:33 dalla fine. Ceccobelli accelera, ricomincia da Bertè, a destra per Tampa, è partita Praticò, cercata, Praticò anticipa Torma, termina a terra, protesta con il direttore di gara, contatto che c'è stato ma troppo leggero per pensare a un calcio di rigore, e allora rimessa laterale per il Bitonto, lancio lungo nel vuoto, di nuovo Roma con il pallone tra i piedi. 197 secondi alla sirena prima dell'intervallo. Vanelli attende il Bitonto, Bertè, Tampa non si è ancora accesa quest'oggi. Bertè, Diana Santos anticipa Vanelli, va da Ghilardi, Ghilardi punta a Tampa, la salta, Ghilardi, ancora Ghilardi in mezzo, diagonale insidioso, palla fuori. La personalità di Ghilardi che punta senza paura, anche una campionessa come Tampa. Bertè, Ceccobelli sulla sinistra, prova il capitano, saltata Nicoletti, poi Diana Santos con il fisico a proteggere l'uscita di Torma che con le mani va da Lusileia, difesa del pallone, si gira Lusileia, punta Bertè, Lusileia per Diana Santos, altro grande lavoro della regina, poi Grieco in mezzo, conclusione, fuori di nulla. Chance enorme per il Bitonto, si dispera Nicoletti che con il destro non ha trovato il gol del 2-1, ha rischiato la Roma, ma che bella azione del Bitonto. Bertè, giocata, se ne va, poi allarga per Ceccobelli che ricomincia da Tampa, Vanelli sulla destra, saltata Nicoletti, Diana Santos chiude e riparte, attenzione alla 7, Diana Santos calcia in estirada, palla fuori e ripartenza Roma con Ceccobelli. 2 minuti al termine, attacca la formazione di casa, Bertè, deviazione di Lusileia, calcio d'angolo Roma. Prima però il time out chiesto da Seli Gagliardo a 116 secondi dall'intervallo.
Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo, 116 secondi da giocare prima della sirena. Calcio d'angolo Roma, c'è Cobelli alto sopra la traversa, è mancata la precisione nel destro del capitano e allora rimessa dal fondo, Torma con le mani, Brunigna, Lu di prima, Nicoletti, di nuovo Lusileia, lancio lungo, testa di Ceccobelli, Vanelli, attenzione a Vanelli sulla sinistra, cerca la porta, non la trova, c'è la potenza, manca la precisione. Torma, Nicoletti, Grieco, Lusileia, controllo, Lusileia, attenzione, Lusileia, Nicoletti, poi il destro di Brunigna, alto sopra la traversa, andrà Sestari con le mani, 85 secondi all'intervallo, siamo vicini all'ultimo minuto di un primo tempo intenso ma equilibrato. Brunigna, Nicoletti, Grieco sulla destra, in avanti per Nicoletti, Bertè in fallo laterale, si lamenta la numero 6 che voleva probabilmente un tocco con il braccio, si deve accontentare della rimessa laterale che va a battere in questo momento servendo Grieco che allarga sulla sinistra. Brunigna, Grieco, ultimo minuto di gara del primo tempo, Torma avanza, Torma, Lusileia, giocata, Lusileia con il mancino sul palo, poi secondo tentativo, palla fuori, qui tutta la classe di Lusileia, protesta la panchina del Bitonto, secondo loro il pallone era entrato, palo interno, resta la grande giocata di Lu, adesso tampa destro, neutralizzato da Torma, ma che spettacolo vedere Lusileia giocare. Ancora la 10, Grieco voleva un pallone dosato in maniera diversa, 28 secondi alla fine, a un passo dal vantaggio il Bitonto con la sua stella brasiliana Lusileia. 15 secondi alla fine, vediamo se c'è spazio per un'ultima emozione. Narcisi, 10 secondi, Ceccobelli, cambio di lato, Bertè sul secondo palo, grande idea sullo scatto e profondità di Narcisi che non arriva sul pallone e allora rimessa dal fondo a 4 secondi dalla sirena. Torma andrà a lungo, cercata Lusileia, pallone imprendibile che termina tra le braccia di Sestari, ma soprattutto termina qui la prima frazione 1-1 al Palapertini tra Roma e Bitonto, vantaggio ospite con Lusileia, poi il pareggio della Roma con Praticò.
Tutto pronto per il secondo tempo di Roma Bitonto, si ripartirà dall'1-1, Bertè darà il via alla ripresa, pronta la numero 8, si riparte, Bertè per Vanelli, poi Tampa, Neroni, aggredita, va da Bertè, aggredita anche lei, rimessa laterale per il Bitonto con Ghilardi che ha conquistato il fallo laterale e adesso lo batte, ricominciando da Diana Santos. Grieco, scucchiaia, Lusileia, si gira, spazio per il destro, Vanelli intercetta, poi Tampa riparte, Tampa con l'esterno, Diana Santos, Bertè, prova la numero 8 a inventare, Vanelli con il mancino, potente ma centrale, respinge Torma. Sestari guadagna metri, invita Neroni a salire, porta palla la numero 1 che supera il centrocampo, poi temporeggia, ragiona Ana Sestari, portierone della nazionale italiana. Bertè sulla sinistra, aggredita, rischia, perde il pallone, Ghilardi, Lusileia, Grieco, Ghilardi, suolata, Diana Santos in mezzo, Tampa provvidenziale, era appostata sul secondo palo, Grieco, se l'è cavata la Roma, rimessa Bitonto, Ghilardi, Grieco si gira, calcia, Neroni in fallo laterale, insiste la formazione pugliese di Guarino, le super campionesse del Bitonto, già un trofeo in bacheca dunque in questa stagione per il club neroverde. Attenzione Vanelli, riparte Vanelli davanti a Torma, Vanelli fuori, occasione Roma, ha rischiato il Bitonto che ha gestito male il pallone, autostrada davanti a Vanelli che però non ha inquadrato lo specchio. Ghilardi, Grieco, Lusileia, finte, dribbling, giocata, Lusileia in mezzo, Sestari, poi Grieco, ancora Sestari, Ghilardi, Sestari, fenomenale Sestari, triplo intervento prodigioso della numero 1 che preserva l'1-1 a un passo dal nuovo vantaggio il Bitonto che qui ha sbattuto contro il portiere più forte del mondo. Bertè, già tante emozioni in questo avvio di secondo tempo. Vanelli, Neroni, Tampa, porta a spasso del pallone Tampa, chiede aiuto a Bertè, Vanelli a spazio sulla sinistra, cercata, trovata, Neroni aggredita, Neroni fermata in fallo laterale da Grieco. 1:55 sul cronometro del secondo tempo, 1-1 il punteggio in questo big match della 18ª giornata. Chiusa Neroni, si resta in quella porzione di campo con il possesso giallo-rosso. Neroni all'indietro, Sestari, avanza la numero 1, miracolosa pochi istanti fa, tocco delicato per Tampa, Tampa prova a metterci qualità, Tampa, Bertè, cambio di lato, Neroni, controllo, poi chiusura di Diana Santos che riparte, 2 contro 1 possibile, Diana Santos la tiene Sestari, ancora pericoloso il Bitonto in contropiede, se la cava la Roma, si resta sull'1-1, partita apertissima in bilico. Bertè, Vanelli sulla destra, Bertè riceve, imposta e allarga sulla sinistra, allora Neroni torna dalla numero 8, chiusura di Grieco che poi si dispera, ha rischiato qui Bertè,
che stava per spalancare un'autostrada davanti a Grieco. Possesso comunque Roma con Vanelli che manovra da dietro. Neroni, giocata, Neroni, raddoppio di Diana Santos, fisico ed esperienza per la numero 7 che si prende la rimessa dal fondo. Torma con le mani, gioca verso Grieco sulla sinistra, avanza la 20, Lusileia, spalla alla porta, suolata, Grieco, finta, sterzata, chiusura di Vanelli. Bel duetto Lusileia Grieco. Vanelli a mettere una pezza. Diana Santos sul punto di battuta, in mezzo forte Sestari, in angolo Grieco per questo corner nero-verde. Grieco in mezzo forte, pallone che passa, attraversa tutto il campo e si spegne dall'altro lato. Rimessa laterale Roma con Narcisi per Tampa che cerca la porta, è un passaggio per Torma. L'ungherese va lungo, Lusileia con classe, Lusileia per Ghilardi, conclusione, mancino fuori. Che bellezza, il tocco di palla di Lusileia. La regina che adesso recupera sull'errore di Tampa. Lusileia, finta al destro, va con il mancino e sbatte sul palo il secondo legno colpito dalla 10 che adesso corre verso la panchina. Secondo palo di Lusileia. Sta sbagliando tanto Tampa ed è una notizia, non è al top della forma la numero 5, problemi per lei in settimana. Da un suo errore è nato il vantaggio del Bitonto, qui ha rischiato di concedere un altro gol alla formazione ospite, ma si resta sull'1-1. Vanelli, Sestari e allora si ricomincia da dietro. Sestari avanza, supera il centrocampo e poi osserva la situazione, prepara il destro, fuori. Torma con le mani a cercare Cenedese. Cenedese, controllo e poi possesso Roma. Tampa in panchina, al suo posto Ceccobelli. Fuori la 5, dentro la 4 che riceve. Imposta il capitano Narcisi. 2 su di lei. Trova una deviazione, rimessa giallo-rossa. C'è una prateria, attenzione Vanelli. Narcisi colpisce malissimo. Cenedese allontana. Qui ingenuità del Bitonto che ha effettuato il cambio in un momento davvero delicato. La Roma però non ha punito. Praticò in mezzo, Narcisi passa, Torma in uscita bassa ad anticipare Narcisi, ad anticipare Praticò. Adesso Diana Santos, Cenedese rischia, pallone regalato a Narcisi che con il destro non trova la porta. Tanti errori da una parte e dall'altra. Diana Santos, Nicoletti, Cenedese, pressata da Narcisi. Cenedese chiede aiuto a Diana Santos che mette in fallo laterale. Vanelli spinge la Roma. Sestari ancora in avanti, ancora oltre il centrocampo. Sestari male e allora Torma non può rilanciare velocemente. Era scattata Nicoletti che però deve andare verso la panchina perché il suo allenatore Cataldo Guarino ha chiamato il time out a 14:34 dalla fine del match.
Torma con le mani, Cenedese a ricevere, pallone per Nicoletti, rimessa Roma. Bertè, Ceccobelli, Neroni. Ceccobelli prepara il destro, è una finta, tocco per Praticò, Suola, chiusura di Cenedese, rimessa nero-verde, protesta Praticò. Diana Santos per Cenedese con il mancino, pallone alto sopra la traversa, protesta il Bitonto. Calcio d'angolo, sportività di Bertè che ha ammesso la deviazione, e allora corner per la squadra pugliese a 14:09 dalla fine del match. Cenedese per la conclusione di Brunigna che si era liberata alla grande, nuova deviazione, nuovo calcio d'angolo. Cenedese all'indietro per Diana Santos, Cenedese di prima, Nicoletti, Cenedese, grande schema, Cenedese per Brunigna, Cenedese, super Sestari a dire di no dopo un'azione favolosa del Bitonto. Poi Praticò colpisce sul volto Cenedese che si rialza, manata involontaria della 10 che chiede scusa, contatto di gioco, ha lasciato proseguire il direttore di gara, rimessa Roma. Neroni, Ceccobelli, Neroni, Ceccobelli, si chiude il triangolo, poi Diana Santos a recuperare, Cenedese per Brunigna, Diana Santos sulla sinistra, Diana Santos in mezzo, Nicoletti, Brunigna, conclusione Murata. Cenedese in avanti, Diana Santos, Torma, buon momento per il Bitonto. Torma, profondità, ha colpito male la 23, ringrazia comunque Nicoletti. Torna sul rettangolo di gioco Lusileia, in campo anche Tampa. Vanelli, Murata, Tampa per Neroni, Vanelli sempre sulla sinistra, sempre a cercare la conclusione. Poi Neroni manca l'impatto con il pallone. Buona chance e allora spazza via Brunigna. Rimessa Roma, Tampa pronta a battere. Bertè, la vuole Vanelli, spostata sulla destra, Vanelli ricomincia dalla 8, si va da Tampa, Tampa la porta, Bertè calcia, deviazione, rimessa laterale per la Roma. 7 primi 22 secondi sul cronometro della ripresa senza gol, resiste l'1-1 del primo tempo. Adesso Vanelli, 2 palli per il Bitonto, colpiti entrambi da Lusileia che aveva sbloccato il match, poi il pareggio di Praticò. Adesso Sestari, con calma Sestari alza la traiettoria del pallone, rimessa dal fondo con Torma che va a cercare Lusileia, gran controllo, difesa del pallone, ancora Lu, spalla alla porta, si gira, Lu fermata in fallo laterale da Vanelli. E allora guadagna metri la formazione di Guarino. Lusileia, altra difesa del pallone, Lusileia con il destro trova il muro giallo-rosso, poi il tocco all'indietro, Torma aggredita, lancio lungo, Vanelli svirgola, possesso per il Bitonto. Torna in campo Ghilardi, si accomoda in panchina Nicoletti. Ghilardi prende subito il pallone, sarà lei a battere questo fallo laterale quando ci avviciniamo all'ultimo quarto di gara. Ghilardi in mezzo, Vanelli in corner, ancora Ghilardi, ancora Bitonto. Ghilardi scucchiaia, Diana Santos prepara il mancino, lo prova,
svirgola anche lei e allora nessun pericolo per Sestari. Pronta a rimettere in gioco la sfera, servita Bertè, avanza la 8, Vanelli, Narcisi sulla sinistra, Narcisi di nuovo per Vanelli, Vanelli in avanti nel vuoto, Diana Santos con calma, pallone complicato per Brunigna che infatti non controlla e allora ancora Roma, Narcisi Vanelli, la porta la 12, Ghilardi, Brunigna, Ghilardi, Diana Santos, Brunigna, giocata con tunnel ma arriva Vanelli, poi Lusileia, profondità Tampa, Narcisi, frenata, tocco per Tampa, Bertè sulla sinistra, può puntare, finte su Ghilardi che non abbocca e concede il male minore, vale a dire il fallo laterale, battuto verso Narcisi, controllo destro, deviazione, rimessa laterale per la Roma a 10:58 dal termine di un match. Ancora in bilico, Tampa destro sul secondo palo, in anticipo Diana Santos, poi Vanelli, Tampa sulla destra, Vanelli centralmente, Bertè sulla sinistra, Narcisi riceve, scarica all'indietro, Tampa vuole puntare lei, Tampa, pallone sotto le gambe di Diana Santos, Bertè, Narcisi, Tampa, mancino respinto da Brunigna. Calcio d'angolo, Bertè a cercare Tampa, pallone impossibile per la numero 5, si scusa la 8, respira il Bitonto. Brunigna, Diana Santos, Brunigna. Centralmente Ghilardi in difficoltà, tocca a Bertè, pallone sopra la traversa, rimessa dal fondo a 10:23 dalla fine di questa super sfida. Torma con le mani a cercare Ghilardi, pallone preciso, grande stop, mancino, Bertè chiude, ancora Ghilardi, bruciata da Narcisi, 2 contro 1, Vanelli, di nuovo Narcisi, calcia, deviazione di Ghilardi in corner. Narcisi, Tampa, controllo, apertura, Ceccobelli, destro sul secondo palo, Ghilardi attenta, poi Lusileia in fallo laterale, siamo a metà del secondo tempo, 1-1, sempre al Palapertini. Vanelli può puntare, duello con Brunigna, rimandato, Ceccobelli, Tampa, Vanelli, controllo difettoso, Ghilardi il più lontano possibile. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9:48 ancora da giocare, una vita al Palapertini. Ceccobelli sulla destra, Vanelli, duello, velocità a terra, Grieco, spunto ma campo finito, ha comunque toccato Ceccobelli, quindi rimessa laterale conquistata da Alessia Grieco. Qualche problemino per Vanelli, va a controllare la situazione il direttore di gara, doppio cambio allora per Seli Gagliardo. Tornano sul rettangolo di gioco Neroni e Bertè. Grieco, Diana Santos, Ghilardi, Santos. Ghilardi, Diana Santos, c'è il portiere di movimento per il Bitonto, power play per Guarino. Diana Santos con calma la 7, Ghilardi, Diana Santos, Grieco sulla sinistra, si riabbassa la Roma a 9 dal termine. Cenedese come power play al posto di Torma, Diana Santos, Grieco, Diana Santos, Ghilardi sulla destra, di nuovo Diana Santos, passaggio per Cenedese, si torna dalla 7 nel cerchio di centrocampo, Cenedese in avanti, Ghilardi, Cenedese, Diana Santos, con pazienza il Bitonto, Lusileia, Diana Santos, Ghilardi, Diana Santos, Ghilardi,
Diana Santos, senza forzare, Cenedese, Diana Santos, va a sinistra da Grieco, di nuovo per la 7, Grieco, Diana Santos che osserva la situazione, poi va da Ghilardi, si torna dalla 7, Diana Santos con il destro, siluro alto di poco, chance Bitonto, ragionata l'azione neroverde, poi la potenza di Diana, palla alta di poco, rimessa dal fondo Sestari con le mani a 7,51 dalla fine. Tampa Neroni, non c'è la pressione del Bitonto, allora la Roma con calma, con Tampa, con Vanelli, di nuovo con Tampa, la tiene la 5, Tampa aggredita da Lusileia, saltata, suolata, pallone regalato a Grieco, Grieco cerca Lusileia, controllo destro, terzo palo per Lu, davvero incredibile, ripartenza Roma con Vanelli, chiusura di Ghilardi, terzo palo per Lusileia, un gol e 3 legni per la Regina, altro errore di Tampa. Prestazione sottotono della 5, come detto condizionata anche da qualche fastidio fisico. Ceccobelli, Tampa in avanti, anticipo di Diana Santos che salta a Narcisi, brava la 6 a tornare e a prendersi il fallo laterale, sempre molto concentrata Narcisi che non si ferma mai. Tampa, Narcisi, Tampa di prima per Ceccobelli, sulla destra Narcisi, contatto con Ghilardi, a terra Narcisi, va a verificare le sue condizioni Ghilardi, partita fin qui estremamente corretta, 0 falli nella ripresa dopo 13 minuti e 13 secondi. Si rialza Narcisi, nulla di grave per la 6. Rimessa laterale per la Roma. Contatto regolare tra Ghilardi e Narcisi. Tampa riceve, vuole puntare, Tampa rischia, Praticò però tiene il pallone, poi Nicoletti va a chiudere, confusione, Praticò, Tampa vince un rimpallo, Tampa con il destro alto sopra la traversa, ha cercato di riscattarsi Tampa. Sei e 29 da giocare, può ancora succedere di tutto. Di nuovo portiere di movimento per il Bitonto, anche se torna tra i pali, rischia Diana Santos, poi Grieco la mette lateralmente concedendo il fallo laterale alla Roma. Tampa vuole spazio, destro, salvataggio e poi Vanelli, manca il tap-in vincente, si dispera, chance enorme per la 12 e per la Roma. Diana Santos, Ghilardi in fallo laterale, Bertè per Tampa, Bertè di nuovo, 360 secondi alla fine. Neroni sulla destra, Neroni ricomincia da dietro, Vanelli va a sinistra, Tampa per Vanelli, gran pallone, Vanelli, controllo Baggino, a scheggiare il palo, altra chance per la Roma. Ghilardi, Nicoletti con il tacco, recupera però Vanelli, Bertè, Vanelli contro Nicoletti, finte, tocco per Tampa, ancora Tampa, Vanelli ha tanto spazio, Vanelli, murata da Torma, Vanelli per Bertè, controllo e chiusura di Grieco. Tante chance ravvicinate per la Roma,
che ha rischiato tanto sui legni colpiti da Lusileia, però poi ha risposto colpo su colpo, occasioni da una parte e dall'altra, ma nessun gol in questo secondo tempo. 5 alla fine, 1-1. Tampa, la porta aggressiva Diana Santos, rimessa a Roma, protesta Diana Santos. Tampa, Bertè, Tampa, Neroni, Bertè, chiusura di Ghilardi, poi fermata, arriva Brunigna, possesso giallo-rosso. Tampa non trova Vanelli, malinteso tra le due, provano a spiegarsi, rimessa nero-verde. Cenedese, impiegata anche come portiere di movimento, la numero 8. Doppio cambio per Gagliardo, fuori Neroni e Tampa, dentro Ceccobelli e Narcisi. 4:41 da giocare, 1-1 a Fiano Romano. Ceccobelli, Bertè, supera il centrocampo, va da Vanelli, scarico all'indietro, Ceccobelli, Vanelli, Bertè in mezzo, pallone interessante, è in ritardo Ceccobelli, che sembra voler dire come faccio ad arrivare su questo pallone, e allora rimessa dal fondo, Torma con le mani a cercare Lusileia, controllo, Lusileia ancora bruciata da Narcisi, arriva Nicoletti, pallone perfetto per Brunigna, che però viene fermata dal fischio il direttore di gara. È arrivato dunque il primo fallo del secondo tempo, lo ha commesso il Bitonto, punizione battuta dalla Roma con Bertè che va da Narcisi, Narcisi pressata, giocata, poi esagera e allora superiorità per il Bitonto, Lusileia per Brunigna, torna avanti il Bitonto, la dura legge dell'ex Brunigna, fa 2-1. Ancora avanti il Bitonto, ottavo gol in campionato per Brunigna, Roma di nuovo costretta a inseguire, follia difensiva della squadra di Gagliardo, che adesso prova a reagire immediatamente. Narcisi sulla destra, costretta a ricominciare da Sestari, lancio lungo, Bertè, controllo, chiusura di Brunigna, Cenedese, punta Tampa che mette il fisico e recupera il pallone, Tampa riparte, protesta Cenedese, l'errore di Tampa e poi il giallo per proteste a Cenedese, primo cartellino del match, sventolato in faccia alla numero 8. Si fa sentire allora Lusileia che parla da capitano, da leader di un Bitonto avanti sul campo della Roma. Tocco all'indietro, Torma porta il pallone, avanza la 23 che supera il centrocampo, allarga male sulla destra e allora rimessa laterale Roma, portiere di movimento, fuori Sestari, dentro Praticò e allora power play per cercare di recuperare questo match a 3:20 dal termine. Bertè, Tampa in avanti, Ceccobelli, Tampa, Bertè in mezzo per Praticò, paga subito la mossa di Gagliardo, portiere di movimento, doppietta di Praticò, 2-2.
È durato meno di un minuto il secondo vantaggio del Bitonto, poi la firma di Praticò, doppietta e parità ristabilita. Lusileia se ne va, giocata di Lusileia che però si è trascinata fuori il pallone e allora rimessa Roma a 2:54 dal termine di un match ricco di emozioni. Neroni, Tampa, Bertè, Tampa, Vanelli, Tampa, Vanelli nel cerchio di centrocampo, poi Bertè, Vanelli, Bertè, Neroni sulla destra, tocca all'indietro un po' pigro per Vanelli che se la cava e sul tocco di Nicoletti conquista il fallo laterale a 143 secondi dalla sirena. Partita ancora in bilico e attenzione perché Ceccobelli potrebbe entrare come power play. Vanelli sulla destra accelera, si lamenta per un tocco di Ghilardi non sanzionato dal direttore di gara, che va a concedere la rimessa laterale alla formazione ospite. Ghilardi per Lusileia che manca il controllo. Anche questa è una notizia e come anticipato la Roma prova a vincerla con il portiere di movimento, questa volta Ceccobelli ad agire come power play. 2 al termine. Bertè, Vanelli, Bertè, Vanelli ancora sulla destra, di nuovo la numero 8 centralmente, a sinistra per Tampa, Bertè, Vanelli, Bertè, Tampa, suolata, Bertè per Ceccobelli di prima, Vanelli, poi pallone in mezzo, si accontenta del fallo laterale, Ceccobelli a 93 secondi dalla fine, Bertè, Vanelli, Bertè, Ceccobelli allarga sulla destra, bene per Vanelli, Vanelli, Ceccobelli in mezzo con il tacco Praticò, Torma salva e poi cerca la porta ma trova il soffitto del Palapertini. Portiere di movimento di qualità assoluta per la Roma che adesso chiama il time out a 77 secondi dalla fine. Time out terminato, andiamo dritti fino alla fine, 77 secondi di passione qui al Palapertini, la Roma vuole vincerla, ci prova con il portiere di movimento Ceccobelli ad agire come power play. Vanelli per Bertè, Tampa sulla sinistra, Bertè in posta, Vanelli a destra, di nuovo Bertè, Vanelli, Bertè chiede calma, Guarino dalla panchina. 60 secondi alla fine, siamo entrati nell'ultimo minuto. Vanelli, Bertè, Tampa di prima, non controlla Vanelli, allora rimessa laterale per il Bitonto. 51 secondi alla fine e adesso è Guarino a schierare il portiere di movimento. Partita a scacchi anche tra i due allenatori in panchina. Ghilardi,
Diana Santos, 45 secondi alla fine. Diana Santos, Brunigna, Diana Santos, Lusileia, attenzione, Diana Santos, Ghilardi, Cenedese, pressata, fermata, fallo di Tampa, protesta la panchina della Roma. Primo fallo delle giallorosse, giallo per Ceccobelli, anche questo per proteste. Parità totale nel punteggio, 2-2, nei falli 1-1, nei gialli 1-1, da una parte Cenedese, dall'altra Ceccobelli. Equilibrio assoluto al Palapertini e 25 secondi da giocare. Power play Bitonto, Diana Santos, 20 secondi alla fine. La 7 va da Brunigna, conclusione, deviazione, presa di Sestari che va a lungo a cercare Vanelli, rimessa laterale per il Bitonto a 10 secondi dalla fine. Ghilardi, Diana Santos, vediamo se c'è spazio per un'ultima conclusione. Diana Santos, 3 secondi, Ghilardi in avanti per Cenedese, ma non c'è più tempo, finisce qui al Palapertini. 2-2 tra Roma e Bitonto. Bitonto avanti 2 volte nel match, prima con Lusileia, poi con il gol dell'ex Brunigna. Per la Roma la doppietta di Praticò a evitare il KO. Bella partita, grande spettacolo a Fiano Romano tra due formazioni che hanno cercato fino all'ultimo secondo di vincere, schierando anche il portiere di movimento. Si salutano le giocatrici in mezzo al campo. Noi ne approfittiamo per augurarvi una buona serata. Un abbraccio e un saluto da Antonio Iozzo.